Corsa di chiusura dal ippodromo del Savio, una condizionata che vede al via solo femmine di 4 anni, Elodie e Starciba Everyday B, Explosive La Torre, Evidence Firm, Esmeralda Griff in prima fila, Elsa Rossinelli e Emanuela Caf Caf in seconda. I favori sono per Estarciba, numero 2, Enrico Bellei in sediolo. Alternativa principale, Evidence Firm numero 5. Macchina che comincia ad accelerare. Veloce in partenza Everyday B, che ha all'esterno Explosive La Torre. Lungo la corda veloce anche Elodie. Elodie viene poi scavalcata anche da Explosive La Torre, che cerca di sistemarsi in seconda posizione ma non riesce perché Elodie torna bene sotto dopo una piccola indecisione in curva. E così, dopo primo parziale molto sostenuto in 13,9, se ne va un quarto in 28,6 con Everyday B a guidare, Elodie in seconda posizione, Explosive La Torre che è rimasta per corsie esterne. Poi al largo vediamo Evidence Firm che precede Estarciba, 45 secchi, primi 600 di gara da 1,15. Passaggio davanti alle tribune con leader sempre Everyday B, all'esterno rimane Explosive La Torre, lungo la corda Elodie, poi Evidence Firm con in schiena Estarciba, lungo la corda va invece Emanuela Caf Caf. Cavalli al completamento degli 800 in un minuto secco, si continua ad andare nell'ordine dell'1,15, si arriva così a 1 chilometro percorso in 1,15 e mezzo, e sempre alle prese Everyday B e all'esterno Explosive La Torre che insiste a 450 dalla conclusione. Elodie in seconda posizione, poi Evidence Firm, ancora Estarciba. Cavalli sulla curva finale con Explosive La Torre che insiste nuovamente, rinnova i suoi attacchi, seguito da Evidence Firm e da Estarciba, non ha spazio Elodie. Completamento della piegata con Explosive La Torre che è passato in vantaggio. Explosive La Torre in testa a 100 dalla conclusione, deve vedersela con Evidence Firm e poi con Estarciba, all'interno anche con lo speed di Emanuela Caf Caf, finale con Emanuela Caf Caf che sul palo forse pizzica Explosive La Torre, mentre al terzo finisce Evidence Firm, 1,15,2, 34 ancora a chiudere. La vittoria dovrebbe essere per Emanuela Caf Caf che permette così a Gaspare Loverde di chiudere una serata straordinaria, di completare così la sua trasferta al Savio con la vittoria di Ensierro, soprattutto nel Città di Cesena. E poi vedete il bis con Emanuela Caf Caf che, sfruttando tutte le scorciatoie, riesce a piazzare lo speed vincente in arrivo per battere un Explosive La Torre che comunque corre alla grandissima. Il successo per Emanuela Caf Caf, Gaspare Loverde in sediolo, Gaspare Loverde anche al training per il signor Gaspare D'Arrigo. È tutto per questo convegno di corse dal Savio, l'appuntamento è per lunedì prossimo.